Francamente, si entra noutre, l'unisarte enca parlate. Va per tutto il mondo, a questo è sicuro. Il y a 3 giorni, mi qualcuno che mi dice che sabia manco che gli era una lingua a Nisa. Eppure, su da quel soggetto, il y a una differenza di punti di vista enormissima tra quelli che vedono che i dialetti sono tutto plein vivo e a quelli che affermano che sono morti. Mi si dice che era bessai il momento di fare un punto. Allora sono andata a vedere dei gente che sembravano sapere parlare il suo dialetto e gli hai domandato in verità come si passa linguisticamente la tua vita. Vi preparo di pigliare la vostra saccola meglio per essere parti alla riscontra dei sopravviventi. Episodi, ma per che il primo vuol cominciare nel paese della briga. Perché è quello che mi dona l'idea di quella serie. Mai che il villaggio è lo riscontro in Bauduc, che si suona Stefan, che sta a Nisa, ma che ha d'origine brigasca. E au milieu di una conversazione, come dice che parlava brigasca. Spavia il Baudu. Lei dice, aspetta, vou venire da tu, me la mia camera e andiamo parlare d'accordo. Ça va et toi? Stéphane nous fait visiter le village et cada fois qu'il rencontre quelqu'un, lui dit qu'il s'y retrouver au bar per cantar. La Vallada della Roya a la réputation d'avoir une belle tradition de cante. En gli anni 60, l'etnologue Bernard Lorta Jacob a fatto tutto un travail sul cante, soprattutto de tenda, ma fin della briga. Notre scumaco che aveva riscontrato la banda de brigasca ero in bar a Nissa, o Kedge, a Riquet. A cantare, ero a cantare come a coppa. E rimotto ne faremo e rimotto ne faremo se li costo dei pare. Ma se la gente arriva, ma se la gente arriva, e le rimotte ne fare. A première vista, tutto il mondo parla francese. La pluie nous mena dintre il bar. Tiens, l'un mio professor de francese del collegi. Aquí il y a un po' de lingua alle scritte. Comment se porte la langue brigasque? Le brigasque, il y a une chine qui parle brigasque. Ah ben tu parles brigasque. Ah, io parlo un gioco brigasque perché la impara a ca. La tua famille, il y a tout le monde qui parle brigasque? Mi sono le oreille de la famille, alors je joue. Les zii, mes pai, ma maive, a mai paive. Ma il y a une chine dopo. A ma cugina non ne parle pas, la capisce ma non ne parle pas. Et comment ça se fait que toi tu parles? E perché sono ormai vei de tutti. E hai conosciuto i pai vei e mamma vei. Che non parlavo basso brigasque. T'es nissard des brutes. Bah, n'est pas nissard. N'est pas nissard des brigasques. Non mais ton histoire. L'histoire que tu parles. L'unisard qui parle. E dove è imparato l'unisarte? Stefane nu porge un bel mesclo unisardo brigasche. L'unisarte? Alla scuola l'hai imparate. Ah ouais? Eh sì. Ahí, MB Patrice Renaudo. Arnaudo. E da che fa cultura viva me nautre? E cultura viva MB oltre. Ahí, alla impara della première, la seconda, la première e la terminale. E hai fatto il baccalaureato con MB Arnaudo, ma l'hai fatto con MB le piccione de Francis Gaghe. Au bout du moment, ma vie che se alla debuta dégueu parlava brigasque, a eu plus dégueu parla française.
Mi parlo brigasco perché sono nasciuto cucina e me avvisi di raíces. Sono stato professore francese, ma i miei raici sono a briga. Dunque sono contento quando parlo brigasco. Ma era la prima lingua o la seconda lingua? Già il francese? Era la prima lingua, perché ma nonna la parlava brigasco. La parlava pas italiano, la parlava francese, la parlava brigasco. Dunque me avvisi di tutto come diceva. E é como ako que me rendi conta que o meu professor de francês a fala o francês a língua materna. Le lendemain, après le mercat et après avoir visité la campagne de Stéphane, Hakem nous mène à une passe des familles. La Maigrana et le père de Stéphane parlent sous la même brigasque que Traul. Stéphane est en plein galidouilenga per s'adresser à la sua Maigrana. Ma ella sembla pas à l'aise per nous faire ressentir la sua Non, langue. parce qu'il avait tutti baran la Gige. La Gige, c'est là, l'église. Et là, on est resté du Parla brigasco. Chi dà talera? Al 45. Eh oui, 44. Al dì dell'Epifania. Non, nous, ils voulaient nous brûler. Parla brigasco. Perché li volevo jarter? Mais pourquoi il voulait brûler? Pour que les voulaient, les secredis, je sais pas. Qu'il y a rue d'Orguette à la brigade. Ah, voilà, il y a la rue d'Orguette. Les secredis, que nous, ils se faisaient à juifs aussi. Comme il y avait à Carré d'Orguette, la rue du ghetto, quoi. Hein? Briga est venguda francesa en 1947, après un vote. Alors, de parlar de guerra comme ako, mi ve una question. Siete issu da francesa o italiana? Français, je sais pas, il y avait italien. A Nisa, dunque francesa. Ma mère Ma è i vostri parents erano italiani. E ouais, italien de la briga. Et après, on est venu français, on s'est Eh battu oui, pour oui, venir oui. français. Quelle bagarre pour venir français. Era de gente nelle stesse famiglie che erano di francesi, di italiani, tra fra e so. Tutti quelli che sono nati l'inverno nascono in francese perché l'indagine a moins sortu grâce a I berger da e briga. quelli che nascono in l'estate erano tutti italiani, E beh, nella stessa famiglia. En aquel moment, mi retrovia ni vieille immagini sardi do secolo XIX. Aves già viste tutte quelle pitture dove marcate Pastre della Briga o Pastre della Roia? Tutte quelle gente si incalavano in inverno sulla Costa d'Azur per vendere lo formaggio perché era un pastre. E es inverni che li avvia l'ivernante quand faceva mai grana parte dai pitture. Ma mi semblava che era una situazione di un altro secolo. Ma si udenan de gente con conosciuti a co. e alla briga il y a tout plein de gens qui parlent brigasque. Plus aigu. Plus d'aigus? Eh ben, il n'y a pas plus d'aigus parce qu'il n'y a pas. I rieni sarà il mio, la mia generazione. Tutti francesi adesso. Ouais. Oui, perché i paghi mai li mostro pas. Voilà. Mais Et pourquoi ouais. nous ne voulons pas pour qu'elle era trop ringard? Moi j'en veux pas. C'était trop ringard de parler brigasque? Eh ben, ça soit. Ou il fallait parler français? Mais moi, je parlerai même brigasque devant le président de la République. Ça. Là, en attendant, tu parles le français. Perché il gente ne parla più a brigasco? Perché ça m'è venu francese e li vuole che parla francese, Sì, ma quando eravamo italiani, parlavamo italiano, ne parlavamo a brigasco. Anche? Sempre. Sempre. Gli Ma italiani perché parlavano. adesso non si parla più brigasco? Eravamo italiani e noi parlavamo a brigasco. Parlavamo in italiano. La scuola era più del povero. Ah, parlavamo italiano a scuola. Ah, dimmi tutto. Oui. Mais dopo a À casa. l'école, elle est interdite de parler patois. Oui. Comme à Nice, comme d'habitude. Moi, je voulais savoir pour les jeunes qui sont autour de la table, est-ce que vous parlez un petit peu, quelques phrases ou Non, Thomas. ouais. Tu vois comment tu dis? comprends parce qu'elle nous a toujours parlé, mais moi je le parle pas. Mais Thomas il chante, c'est lui. Marie, j'ai la chance, c'est moi l'aîné là-dedans. Toi, tu Donc parles. du coup, moi j'avais les vacances vu que je montais de Nice. Je montais tous les étés ici 1 ou 2 mois et ils me parlaient que brigasque. Donc j'avais pas le choix. Ben, eux, ils ont vécu plus longtemps ici puisque Marie elle a grandi ici et Thomas aussi. Mais finalement, ils étaient plus âgés, du coup ils les gardaient moins. Puis ils vivaient ici, donc du coup c'était pas la même histoire. Et oui. J'ai eu la chance finalement de rester à Nice, j'ai eu de la chance parce que j'ai pu être en immersion totale à la brigue seul avec mes grands-parents qui me parlaient que brigasque. Alors du coup j'avais pas le choix. Et votre, avez jamais parlé brigasque à Stéphane?
Sì, già parlato. Ouais. Se parlavamo a brigasco, a Masaki, a Nissa, per pas che gente ne capisca. E abbiamo parlato di... Guarda quella che arriva, non era nessuno che capisce. Allora noi stavamo con lei, lì, e le storie senza morti dopo. Ma... L'avantaggio è quando ti parli una lingua che la gente non capisce pas. Viens ici à Quando parler ti vuoi de dire che la gente non capisce pas, ti parli Allez, quella Marie, lingua. toi aussi. Io sono stato allevato dai miei pai vegli e da mamma vegli praticamente. Quando sono calato a Nice, che aveva 6 anni che sono andato al preparatorio, Parlava brigasca de scuola. parlava brigasco, parlava pas francese. E allora, la prima settimana, quando mamma sono arrivato con un botto, mamma era convocata a scuola. Allora, in che lingua parla vostro fratello? Perché hai di siciliano, hai di calabresi, hai di napolitano, ma il vostro parla abbastanza che parla con la lingua non capisce pas. La maestra era una femmina dell'Italia del Sud, capiva gli altri, ma a me non mi capiva pas. E dopo vuole passare, tu dici, mi parlo quando c'è il cuccione. E tipo a scuola ti è passato a tempo così? Mi parlava slavo. A slavo? Quello che mi guardava mi parlava slavo. Allora, I primi moti tutti erano slavo. La prima lingua del mezzale è croato. Sapevi pas parlare francese, parlava croate, no? Era una croate. E mamma si faceva fastidio di dire, non ma già vu che parlava brigasco arrivando alla scuola, adesso non ma uno che parla di slavo, allora non si capiva manco più. Si faceva fastidio di loro. Si cantava avant, la briga d'avant? Si, si cantava. Perché hier avevamo cantate. Da Sultana. Ah ouais? La Sultana, tre giri di sta, e le secciamo le brunette, tutte e tre da Maria. Le secciamo le brunette, tutte e tre da Maria. Lo che la briga, e la briga n'est pas Milan, n'est pas Milan, n'est pas Milan. Les magrans chaloupalia, les magrans chaloupalia, per le lingue che lia. Il y avait des mariolingue. Aveva finito che era fin di settimana. A che domenica. Mi ha fatto piacere che dovevi urlare così, E nous altre finda, era un proprio de moment. Se vedeva sempre a Nissa, anche era il di Nissa, ma alla briga. Si reverremo anche d'autres vidéos sur les dialectes. Sabi pas in canem faire, ma anem faire d'autres, a cosa sappiamo perché sono proprio dei momenti sono proprio dei momenti di partage. Ciao! Allora lo sabi che sarà lo cauchever perché l'estiu sono andate fin da Luceran e vi canterai tutte. En espérance, non si perdem de vista, potete nos seguire su Facebook, sul nostro sito de Cultura Viva, o abonnar alla newsletter, siamo tutti play di batte. Allora, beleu, ciao e viva!